Ed ecco Sacovecada, che vederla veramente ingabbiata, come vedete, sarà pure una tutela, una protezione, però si può vedere oscena. Questa è la porticina, è un dolmen questo, è uno dei dolmen più, forse quello più grande dell'area del Mediterraneo. Allora, è già discutibile il modo in cui è stata curata la ristrutturazione, perché vabbè, ok, meglio sa, mi sto zitta. Allora, adesso passiamo lateralmente. E entriamo dalla parte posteriore che è aperta. Eccola qua. Vedete, sopra si vede la copertura, ma quella poco male, certo la ripara, però cioè, veramente questo posto così bello dà un senso di squallido, non lo so, vabbè, idea mia. Qua abbiamo una nicchia e qua c'è l'ingresso. Io ricordo che la prima volta che l'ho vista sono arrivata qua dalla parte posteriore e sono rimasta veramente incantata, perché poi non c'era tutta questa copertura esterna. Vabbè. Ok, questa è Sacovecada. Sono amore. Chiudo il video riproponendovela dalla parte anteriore, sì, magari senza inciampare.